qui alla Vincenzina e a tutto il suo gruppo. Un grande applauso e a Laura Andrum era arrivata a questo, e allora ancora un applauso. E allora porre i saluti dell'associazione Gruppo della Linda Soldo. Lui ti dirà che lo sto proprio la Linda Soldo, l'associazione nasciuta nel 2006 per studiare e far conoscere meglio il modo di parlare che la Linda Soldo fanno studi, conferenze, pubblicando libri, manifestazioni folcloristiche, mostre, ma soprattutto le sono essere esine a chi tosà dalle scuole, perché vuole imparare come che si dice e come che si scrive nella nostra madre lingua, e si è contento di la conoscere meglio e di la parlare. In cui sono scortati tutti le cugine per gli fare onore e per ringraziare Giuliano Vaona. Che in questi anni la Laura nella contatto che l'ha fatto, non ascoltate attenti e non ha contato tutta la puntata, ma ho capito che è stato un gran lavoro e ringraziamo lui anche Sofia, frate Andrea Vaona, che le lascia andare. E la fatta al sommario di tutto, perché il viol bene alla nostra valle, e quindi anche a noi possiamo imparare a vivere bene alla nostra valle, che la valle vale la pena. E adesso per ringraziare il gruppo di Ladin Vendicolo, proprio tanto Jacques della scuola, che hanno presente. Delle nostre piante, fatto l'alberino da Sopè, e le stelle alpine, e ho scritto un gran martè a Giuliano Vaona dal gruppo di Ladin de Soldo, perché questo è il dono proprio. Gran martè, Giuliano. Grazie a voi invece per tutto. Un'ultima battuta: nel 25 anni fa, no, 24 esatto, mi sono chiesto cosa faccio di tutta questa roba. Ho chiesto appuntamento al sindaco e mi sono presentato come al solito con l'ultima versione che avevo del sommario. Lui mi ha guardato e ha detto, non ha detto quello che, lui ha detto cos'è? Gli ho spiegato, ha preso in mano immediatamente il telefono, ha chiamato un tale Roberto Bussolò. E qua ci vuole venire? Sì. Roberto non viene. E allora, un giorno o due dopo finalmente ho potuto consegnargli materialmente la copia cartacea del sommario di quell'epoca. In fin dei conti, lì dentro non c'è altro che quello che io ho raccolto di là. E quindi loro qui. Ed è veramente Gratuitamente, perché tutto quello che ha fatto lo ha donato gratuitamente alla nostra comunità, alla nostra valle, e quindi cosa dire?